L'Epifania si porta via le feste e ci restituisce il campionato di eccellenza regionale. Siamo al Giro di Boa, o meglio il Giro di Boa è stato già effettuato perché siamo alla prima giornata del girone di ritorno. Buon pomeriggio dal Nino Manconi e benvenuti a Tempio Nuorese, che però non ha trovato l'impatto con il pallone. Prova a uscire la Nuorese con Cocco che prende il tempo proprio al numero 10 avversario, quindi Emerson all'indietro, si va da Cosso in avanti per Fabio Cocco, il pallone in avanti a cercare Giuseppe Cocco, non si alza la bandierina, Giuseppe Cocco, la palla sul fondo, occasionissima per la Nuorese con Giuseppe Cocco. Marco Aiana, lo stesso Aiana va alla battuta del calcio d'angolo, si muovono dentro l'area di rigore i giocatori, la palla dentro, il colpo di testa e c'è il gol del Tempio con Schinnea. Passa la squadra di casa al minuto 15 del primo tempo, il gol di Lautaro Schinnea. Cadau a spazio, salgono a destra Braga e Laconi, riceve adesso Laconi in avanti, c'è Manca allo spazio per fermarsi, Manca prova il tiro dalla distanza, palla sul fondo. Schinnea tiene buono l'attacco per il Tempio, poi Arca la mette al centro verso Aiana, Emerson provvidenziale nell'anticipo, poi Cocco non riesce a mettere fuori, recupera Roccuzzo, quindi Oliveira che per un attimo pensa al tiro, poi vede l'inserimento di Bulla che non riesce ad agganciare questo pallone, pericoloso il Tempio. Si attende il fischio dell'arbitro, Russo va a sincerarsi per l'ultima volta della posizione della sua barriera. La battuta di Cocco, palla alta sopra la traversa, sale anche Emerson, Cocco, gioca corto Emerson sul capitano, Cocco prova ad accentrarsi, attenzione perché è un buon tiratore, Cocco ci prova dalla distanza, palla fuori di un soffio. Cadau, Laconi, ha spazio Laconi per mettere il pallone avanti per Giuseppe Cocco che entra in area di rigore, Giuseppe Cocco dentro per Manca, salta un avversario, Manca, il recupero di Sannama, il pallone torna buono per Cocco, stavolta Russo chiude lo specchio, la Nuorese si mangia due grandi occasioni per il pareggio. Pallone per Laconi in avanti a cercare Giuseppe Cocco, la chiusura di Sanna, Giuseppe Cocco torna sul pallone che non è uscito, quindi attenzione al cross dall'altra parte, c'è Cate che liscia clamorosamente il pallone, se l'era dimenticato la difesa del Tempio dall'altra parte, adesso Tempio che può ripartire con Schinnea, dialogano i due, c'è Arca a largo a sinistra, Arca la mette al centro, Schinnea non ci arriva, Lemieceschi se la perde, ma attenzione perché ha provato Roccuzzo che l'ha praticamente tirata sul volto di Emerson, poi Bulla, l'azione non è finita, ci prova Gomez, liscia clamorosamente, insomma una per parte, la prima l'ha avuta Cate, la seconda Bulla in un'azione insistita del Tempio dove è venuto un po' a mancare Lemieceschi, attenzione Manca, ci prova di controbalzo, non impensierisce particolarmente il Russo. Qui Lemieceschi in anticipo su De Solis, Roccuzzo va via stavolta Steri, stavolta la posizione di Bulla è regolare, Bulla con il destro, Tempio vicinissimo al raddoppio. Pinna, apertura a destra a cercare Malesa, lungolinea per Roccuzzo si accentra, cerca lo scambio con Lemieceschi, si gira bene Lemieceschi che conclude debolmente tra le braccia di Trini. Messa laterale, anzi si trattava di Roccuzzo, comunque Steri, Emerson da esterno a cercare Cocco, la posizione di Fabio Cocco è regolare, Cocco mette il cross dall'altra parte verso Giuseppe Cocco, la sponda e ci arriva Russo ancora una volta in ritardo i giocatori della Nuorese. Sono addirittura potenzialmente in 4 a poter battere questo calcio di punizione. Va Gomez, palla sul fondo, il lancio può diventare buono per Sabino, anticipato, poi ribalta il fronte la Nuorese, attenzione a Cocco che riesce a mettere giù il pallone, Cocco
ha davanti a sé Arca, cerca lo spazio per il cross, lo trova sul secondo palo, c'è De Murtas deve difendere il pallone, De Murtas finisce a terra, non c'è fallo. Quindi Gomez, attenzione perché perde palla sulla pressione di Pitirra, palla ancora per De Murtas, da De Murtas a Cadau che ci prova con il destro. Lampo di Nuorese in questo finale di gara, fatto rettificare il punto di battuta, va Trini verso il centro dell'area, manca il pallone buono per Pitirra, la mette in angolo. Con la battuta di Emerson verso il centro dell'area di rigore, palla che passa, Pitirra la mette giù, il cross murato e qui arriva il fischio finale al Nino Manconi, salutato dall'entusiasmo del pubblico di casa. Il Tempio batte la Nuorese per 1-0.